Si è svolta presso la Casa San Filippo alla Valle dei Templi una manifestazione organizzata dall'Associazione Aquarinto per ricordare la Giornata Mondiale del Rifugiato. Un programma intenso che ha visto lo svolgimento di un convegno buona prassi di integrazione di cittadini richiedenti protezione internazionale nel nostro territorio, alla presenza di tante autorità rappresentanti le istituzioni. Quindi una mostra fotografica e di pittura del fotografo Marcello Paternostro e del maestro Rino Poni, a seguire il laboratorio musicale diretto dal maestro Davide Licausi e la tradizione si raccomanda, varie rappresentazioni del regista Marco Savatteri, frammenti di esibizioni musicali e teatrali curate dai componenti dello SPRAR di Santa Elisabetta, Raffadali, Comitini, Racalmuto e Realmonte. 2015 io divento il preside del CPIA, dirigente scolastico del CPIA. C'è un'istituzione scolastica che per l'80% si rivolge ad alfabetizzare gli extracomunitari, cioè a far apprendere la lingua a questi ragazzi. Poco fa l'assessore Riolo diceva questo, l'integrazione da solo non è l'accoglienza, ma poi c'è tutto il processo di integrazione. Bene, questi ragazzi stanno per buona parte nelle comunità, una parte forse fuori, però per altra buona parte stanno da noi o nella mattinata o nel pomeriggio, venite nelle nostre strutture, sia ovunque essi si trovano, da Sciacca a Licata il CPIA ha aperto una serie di strutture per accogliervi. Io una cosa sola voglio dirvi ragazzi, lo dice la dottoressa Rizzo, diceva questo è importante, lo scambio culturale, e che è così. Io non penso che i problemi dell'immigrazione si risolvano pigliando una nave che ha 600 persone, anziché farla approdare non so in quale porto italiano, lo si fa approdare in un altro porto del mondo, dell'Europa, con i rischi che si corrono. Io non credo che questa sia la soluzione degli migranti. Io penso sempre, ho sempre pensato e penso che Agrigento con Lampedusa deve essere una porta aperta, perché questa gente, questi ragazzi, voi non siete andati via per un capriccio, siete andati via perché lì o c'è una guerra o si sta male, c'è un regime, quindi volete migliorare la vostra condizione di vita, che è quello che ogni individuo aspira, ognuno di noi aspira a migliorare la condizione di vita. Giornata mondiale del rifugiato, Realmonte centro nevralgico in quest'ottica. Ma noi abbiamo circa 30 ragazzi a Realmonte, li ospitiamo, sono là da diversi anni, non abbiamo avuto problemi di sorta con loro, anzi c'è uno scambio culturale importante con i ragazzi di Realmonte, con l'amministrazione, abbiamo portato avanti una serie di iniziative in comune, nei momenti più importanti e festosi della comunità sono sempre presenti, lo sono stati per la realizzazione dell'albero di Natale che facciamo ogni anno in piazza, sono presenti nelle diverse manifestazioni estive che facciamo, sono presenti in parrocchia, uno in particolare è cattolico e segue Don Pino nelle varie attività, nelle processioni. Diciamo che è stato importante averli e che hanno arricchito la popolazione di Realmonte. Spero che anche loro abbiano beneficiato diciamo, di quello che noi riusciamo ad offrire. Noi abbiamo dal 2013 attivo uno SPRAR, abbiamo 30 utenti, inizialmente è stato difficile, il territorio non li ha accolti, o meglio li ha accolti con un po' di diffidenza, adesso c'è grazie a Dio molta comunicazione tra gli ospiti e i cittadini. Noi abbiamo una comunità abbastanza numerosa a Santa Elisabetta, sono già 50 ospiti solo allo SPRAR, più altre 25 ospiti minori non accompagnati. Diciamo, la comunità ha ben recepito la presenza di questi ragazzi che non hanno mai creato alcun problema nel nostro territorio. L'accoglienza è un passo importante, differentemente da quello che molto spesso succede e si vede nei giornali, in realtà Aquarinto propone l'accoglienza e fa dell'accoglienza un grande strumento, un grande volano per la propria terra, per l'Italia. È quello cioè la fondamentalità dell'associazione Aquarinto, l'accoglienza, quindi punta a tutto, accogliere la persona, farlo sentire a proprio agio e poi successivamente integrarlo. Perché ho fatto questa battaglia per quasi 12 anni, per 12 anni ho fatto la battaglia per l'emancipazione, andavo in giro della città
Andavo dopo l'insegnamento, dopo aver insegnato di mattina, di pomeriggio andavo a fare il giro per dare delle lezioni. Prima era solo per dare lezioni a queste donne, perché si vuole l'educazione, perché l'ignoranza è bliss, dicono les anglais. Ignoranza è però l'ignoranza è la peggiore cosa che può accadere a un popolo.